C'è bisogno di una collaborazione tra intelligence, tra le persone della sicurezza e i nostri centri culturali islamici. Porte aperte, non solo metaforicamente, ai nuovi provvedimenti al giro di vita annunciato dal capo del Viminale, ma anche fisicamente a nuovi e più serrati controlli e di conseguenza alle orecchie di chi si occupa di sicurezza dello Stato. La comunità musulmana guarda positivamente alle soluzioni prospettate dal ministro Marco Minniti, che ha annunciato come l'obiettivo per il 2017 sia quello di avere un centro identificazione e espulsione per ogni regione, compreso quindi il Veneto, che al momento ne è sprovvisto. Noi i nostri centri, abbiamo sempre ribadito e detto, sono aperti a tutti. Tra le altre anticipazioni anche quella di nuovi pattugliamenti per il rintraccio degli stranieri e l'allontanamento degli irregolari dal territorio nazionale, una decisione già finita nero su bianco e firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli. Il documento parla di provvedimento urgente per effettuare attività di controllo, prevenzione e contrasto a fronte di una crescente pressione migratoria e di uno scenario internazionale connotato da instabilità e minacce. E si prevede che le espulsioni possano essere almeno il doppio, insomma un vero e proprio giro di vite. È una buona iniziativa se praticamente motivata da persone che non le aspetta il diritto di asilo. Per noi diamo benvenuto a questi, anzi ci alleggerisce anche il lavoro e anche la tensione, che ce n'è già abbastanza. L'apertura di nuovi CIE è questione di settimane, assicurano dal Ministero dell'Interno, ma non basta, spiega chi con i migranti ha a che fare ogni giorno e conosce, oltre alle necessità di sicurezza, anche le aspettative e i sogni di chi fa la richiesta di asilo politico. Velocizzare le consulte e soprattutto creare più organi praticamente di commissione per poter dare la possibilità alle persone di essere anche visionati il più presto possibile.